Tenersi in forma anche al lavoro. Succede all'USL 4 Veneto Orientale, dove il personale avrà a disposizione una palestra indispensabile per la riabilitazione dei pazienti grazie ad apparecchiature tecnologicamente evolute, ma nel contempo fruibile anche dal personale lavorativo. L'annuncio in occasione dell'avvio dei lavori di ristrutturazione della cucina e mensa dell'ospedale di Portogruaro in provincia di Venezia. Due realtà importanti dunque concepite nell'ottica di una ottimizzazione delle condizioni di lavoro dei dipendenti, la cui realizzazione avverrà secondo un cronoprogramma che entro la fine del 2020 garantirà la conclusione del servizio di ristorazione e quindi di quello dedicato alla forma fisica. Curiosamente, tutt'altro che in stridente contrasto tra di loro. Noi abbiamo mediamente 270 ricoveri all'anno per i pazienti al 70% ortopedici, quindi con patologie di recente intervento, e un 30% per i pazienti con patologie neurologiche o di allettamento. Questa è l'attività proprio di degenza. Affiancata a questa noi eseguiamo quasi 25.000 prestazioni per i pazienti degenti nelle altre unità operative, vuol dire in consulenza, sia per quello che riguarda la visita del fisiatra, sia per quello che riguarda il trattamento del fisioterapista. E quindi questo è già un qualcosa. Ambulatorialmente eseguiamo quasi 44-45.000 prestazioni all'anno per i pazienti esterni, a cui si affiancano circa 3.500 visite. Quindi in totale siamo sulle 80.000 prestazioni all'anno, che è un numero significativo affiancato al ricovero. Le cucine erano chiuse già da qualche anno, da quando abbiamo esternalizzato il servizio. Avevamo questi spazi molto importanti dell'ospedale che andavano riqualificati. Verranno riqualificati con un intervento di circa complessivi 600.000 euro, con cui una parte verranno fatte la nuova sala mensa per i dipendenti, nuovi depositi dei carrelli per portare il pranzo e le cene nei reparti, e una parte invece verrà utilizzata per ingrandire la medicina fisica riabilitativa con una nuova palestra modernissima, molto grande, che non solo servirà i pazienti della medicina fisica riabilitativa, sicuramente da noi è una novità, è fortemente voluta dalla direzione ma molto apprezzata dai nostri dipendenti, i quali possono così svolgere attività fisica come andassero in una palestra, ma lo fanno nel proprio ambiente di lavoro, e quindi finito il turno, in un momento magari prima di andare in spogliatoio, e quindi praticamente come se la facessero a casa loro. Non solo a Portogruaro, ma come ha spiegato ancora il direttore Bramezza, spazi analoghi saranno presto disponibili anche negli ospedali di San Donà di Piave e Jesolo. La redditività di un'azienda può indubbiamente trarre beneficio dalle favorevoli condizioni di lavoro di cui possono fruire i suoi dipendenti.